Gli abitanti delle case popolari di Via Rebosola a Cabianca tirano un sospiro di sollievo. I carabinieri della stazione di Sottomarina hanno infatti arrestato ieri sera Marco Colelli, 47 anni, autotrasportatore manesco e violento che ha sparso il terrore nel condominio in cui vive. Tempo fa Chioggia Azzurra aveva dato conto della situazione di un'inquilina che da mesi non riusciva a entrare nel suo appartamento pena le minacce e le percosse di Colelli, che più volte negli anni aveva perseguitato altri condomini, procurando lesioni refertate al pronto soccorso. Nei vicini di casa c'era e c'è continuo timore e inquietudine per lo stile di vita dell'uomo, anche se non di tutte le circostanze è stata sporta denuncia. Fra gli altri molesti indagati dai carabinieri, anche quelli ai danni di un operatore di Veritas, 2 anni e mezzo fa, che ha subito diversi traumi al volto. Colelli è stato sottoposto a misura cautelare. All'inizio della prossima settimana il colloquio di garanzia stabilirà la conferma della custodia in carcere o il rinvio al tribunale del riesame. Contrariamente a quanto riportato ieri nel blog Abusi, malcostumi, segnalazioni di Chioggia Azzurra, il 44enne spacciatore fermato in via della Fossetta dagli agenti del commissariato di Chioggia e dal nucleo cinofilo della questura di Padova non è stato arrestato. Roberto Marella, queste le sue generalità, al momento è stato denunciato e quindi deferito all'autorità giudiziaria. Il giudice per le istanze preliminari non ha accordato la convalida dell'arresto, nonostante le richieste del pubblico ministero, dal momento che la sua fedina penale non presentava segnalazioni di rilievo. Ha trovato convalida comunque l'attività di polizia che ha portato al fermo dell'uomo e alla perquisizione a domicilio, dove sono state rinvenute 15 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio nella zona. Marella andrà comunque a processo. È il sedicenne Pietro Nicchetto, lo sportivo dell'anno premiato stamane in un auditorium gremito, assieme a tutte le società chioggiotte che si sono distinte nel corso della passata stagione agonistica. Il giovane, nato senza l'avambraccio sinistro, pratica la voga alla veneta ed è arrivato terzo, assieme a Michele Bertoldo, nella gara delle Macciarelle Senior alla regata storica di Venezia lo scorso 3 settembre. A consegnare il riconoscimento il presidente regionale del CONI Gianfranco Bardelle, che assieme al Comune e alla Proloco ha organizzato l'iniziativa. Sul palco sono sfilate decine di associazioni sportive per un centinaio di atleti nelle discipline più disparate. L'occasione è stata anche propizia per ricordare i giovani protagonisti scomparsi l'ultimo anno, dal kickboxer Riccardo Bellemo alla danzatrice Chiara Pavanello, dall'arbitro Edoardo Marchetti all'istruttore di pallanuoto Nicola Boscolo Contadin. Sul palco sono salite anche le rispettive famiglie, visibilmente emozionate, a ritirare una targa dalle mani del vice sindaco Marco Veronese e dell'assessora allo sport Isabella Penzo. Tempo di elezioni e anche Noi con l'Italia, la cosiddetta quarta gamba del centrodestra, ha presentato stamani a Palazzo Goldoni il proprio candidato del territorio. È Sandro Marangon, ex leghista di Area Cattolica e attuale referente locale per il movimento Fare con Flavio Tosi. Proprio l'ex sindaco di Verona, assieme al vice ministro per le finanze Enrico Zanetti, ha tenuto a battesimo la candidatura di Marangon sotto il simbolo dello scudo crociato, nel quadro di avvicinare i conservatori allo schieramento che tutti i sondaggi reputano vincitore della prossima contesa del 4 marzo. Marangon è al secondo posto nella lista bloccata per la parte proporzionale del Senato, che copre le province di Venezia, Rovigo, Treviso e Belluno. Fra i presenti, alcuni esponenti delle categorie economiche e anche attivisti del comitato No GPL, che in questi giorni cercano contatti con tutte le forze politiche in cerca di una soluzione parlamentare alla questione del deposito, peraltro definito strategico dai Ministeri dello Sviluppo e delle Infrastrutture. Alla parafarmacia Corrieri di Viale Venezia 2 a Sottomarina potete trovare i profumi Goccia d'Oro, profumi Made in Italy, profumi alla spina a un prezzo assolutamente conveniente. Anche quest'anno torna Celibri, la rassegna letteraria curata da Stefano Spagnolo alla Biblioteca Sabadino in Campo Marconi a Chioggia. Ben 6 appuntamenti con le ultime uscite editoriali a opera di scrittori già noti e amati, specie a nord-est, oppure da far scoprire per la prima volta al pubblico locale.
Il ciclo inizia oggi dalle ore 18 con l'arcinoto Tiziano Scarpa e il suo Cipiglio del Gufo, fresco di stampa per Einaudi. È la storia dell'incontro a Venezia tra un vecchio telecronista di calcio che sta perdendo l'uso della parola, un ambizioso professore di liceo e un giovane dai molti talenti, tutti con un passato e un futuro. Sabato 24 febbraio sarà la volta di Francesca Genti con Anche la sofferenza alla sua data di scadenza. Poi gli autunnali di Luca Ricci il 3 marzo. Il 17 marzo di scena il disegnatore Roberto Pittarello con Munari dei bambini. L'8 aprile il connubio tra l'autore Francesco Targhetta e i musicisti Father Murphy nelle vite potenziali. A maggio tornerà anche Marco Rossari, che presenterà il recente Nel cuore della notte. Tutte le occasioni sono ad ingresso gratuito. Questi qua sono tutto, basta mettere a bagno Spiriti, a bagno Maria e dopo ti tagli a fette. Suggela. Cioè, ad esempio, sono al frigo, la prossima volta, se la sera la novità per me a casa non mi manca mai. Il weekend al cinema Don Bosco. Si inizia oggi dalle ore 16:30 con I Primitivi, film di animazione per bambini ambientato tra l'età della pietra e quella del bronzo. Lo scontro di civiltà prende la forma di un'epica sfida. Usando come campo di allenamento i vulcani ribollenti, i geyser fumanti e le rocce dei canyon, i primitivi imparano a superare i propri limiti e a credere in se stessi. La pellicola sarà replicata anche domani, domenica 18 febbraio, alle ore 15 e alle 17:30. Questa sera invece dalle ore 21, seconda proiezione chioggiotta per Ella e John, il film che Paolo Virzì ha girato negli Stati Uniti, con Helen Mirren e Donald Sutherland. Tratta della storia di una coppia di anziani che intraprendono un viaggio on the road fino alla Florida, rivelandosi segreti mai confessati. Ellen John è in programma anche domani sera, sempre dalle ore 21. Amici carissimi, buongiorno, ben trovati all'appuntamento meteo di questo nuovo weekend alle porte. Dunque, l'alta pressione che ci ha accompagnato in questi ultimi 3-4 giorni è in ritirata completa dalle nostre zone, lascerà spazio quindi a una perturbazione in entrata dal nord Europa, la quale sarà causa di un netto peggioramento delle condizioni del tempo dal pomeriggio di oggi, quando questa perturbazione dovrebbe creare un minimo di bassa pressione sul Tirreno, convogliando dunque la fine evento aria di Bora domani pomeriggio sera anche sulle nostre zone. Quindi una perturbazione che darà il meglio di sé nella giornata di domani mattina sulle nostre zone, quindi il basso vento, con piogge in genere moderate al più leggermente più abbondanti sulla fascia più interna della regione, ma naturalmente quindi un cambio di scenario che tutti stavamo aspettando. Sarà comunque una fase perturbata, instabile, abbastanza veloce, perché già da domani sera, domani notte, con l'arrivo delle correnti di Bora, il tempo tenderà a migliorare leggermente per poi ritornare ad essere normale per lunedì. Naturalmente anche il campo termico tenderà ad abbassarsi, quindi già a fine evento di domani le temperature tenderanno ancora a diventare simili invernali, quindi automaticamente siamo ancora nel pieno dell'inverno. Dopo questa fase perturbata e un leggero campo anticiclonico per lunedì e martedì, attenzione perché le correnti si disporranno da nord-nord-est. Vuol dire che al largo del Polo Nord le correnti che vi spiegavo l'altro giorno nella Russia continentale tenderanno a dilagare nell'Europa centrale, sempre in maniera più forte durante l'arco della prossima settimana, causando anche da noi un cambiamento del tempo. Saremo quindi più esaustivi nelle prossime edizioni, tant'è, fermiamoci solo su quella che è la giornata di oggi per il momento. Quindi una giornata che parte con cieli variabili ma tutto sommato ancora puliti, per diventare completamente chiusi nel pomeriggio sera, dando luogo alle prime piogge, modeste piogge in serata, che bagneranno un po' tutto il Veneto, specialmente la parte delle nostre zone. Intensificheranno durante la nottata per essere più copiose domani mattina. Nel pomeriggio leggero miglioramento, come vi ho detto. Dunque, in attesa di spiegare bene la situazione della vostra settimana, vi auguro comunque una buona giornata. Ciao a tutti!